Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più fresche direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché sta arrivando una bomba. E ora, tutto indica che il giocatore più prezioso del Napoli sta per andarsene, e la decisione è già stata presa. Secondo fonti vicine alla trattativa, Victor Osimhen ha detto sì all'Al Hilal. Il club saudita, che ha già speso fortune in altri recenti acquisti, ha offerto all'attaccante nigeriano uno stipendio di 35 milioni di euro a stagione. E il giocatore ha accettato. Proprio così, Osimhen sarà uno degli atleti più pagati del calcio mondiale. La decisione rappresenta una svolta nella sua carriera, che ora sembra davvero allontanarsi dall'Europa. L'accordo con il giocatore è già stato concluso e l'unica questione in sospeso in questo momento è l'accordo finale tra il Napoli e l'Al Hilal. Gli arabi hanno messo sul tavolo un'offerta di 70 milioni di euro. Solo 5 in meno della clausola rescissoria di Osimhen, che è di 75 milioni. La sensazione dietro le quinte è chiara, questa differenza sarà presto superata e l'attaccante, simbolo del terzo scudetto del Napoli, sarà il primo grande rinforzo dell'allenatore Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal. La partenza è praticamente certa e con essa la fine di un ciclo glorioso, ma anche l'inizio di una nuova era per il club saudita e per lo stesso Osimhen. Vale la pena ricordare che il nigeriano ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Galatasaray, dove ha mantenuto la sua incredibile media gol, 37 gol e 8 assist in 41 partite. Anche fuori dall'Italia, ha dimostrato di essere ancora ad altissimi livelli. Ora, con il trasferimento in Arabia Saudita, Osimhen non solo raggiunge un nuovo livello finanziario, ma porta anche stabilità alla sua famiglia. Fonti vicine al giocatore riferiscono che la decisione ha portato gioia anche ai suoi cari, poiché questa ricchezza può trasformare la realtà di tutto il suo clan. E ora, tifoso napoletano, voglio sapere da te, sei d'accordo con la decisione di Osimhen? Il Napoli avrebbe dovuto fare di più per trattenerlo o è stata una scelta inevitabile? Ritieni giusto il valore offerto dall'Al Hilal o il club avrebbe dovuto chiedere i 75 milioni completi? Commenta qui sotto cosa ne pensi di questa storica partenza e approfitta per dirci anche da quale città ci stai guardando. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa copertura completa, lascia un super grazie qui sul canale. Questo rafforza il nostro lavoro e ci permette di continuare a portarti le notizie più calde sul Napoli. Alla prossima!